Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con la nostra prima edizione. Buon inizio di settimana in questo lunedì 3 luglio 2023. Come sempre lanciamo subito il sondaggio che ci accompagnerà nel corso di questa giornata e che avrà poi il suo esito questa sera dalle 21:15 con Ring e con Ferdinando Avarino. Torniamo su un tema caldo per la politica, quello del terzo mandato, della possibilità di andare oltre il secondo mandato per i governatori. E allora un terzo mandato per Zaia? 0422 162 6691 se per voi sì, è giusto che ci sia un terzo mandato per Zaia, 0422 162 6690 se per voi invece la risposta è no. È un tema caldo di dibattito anche in chiave poi di scelta all'interno del centrodestra su chi debba essere il candidato governatore nel 2025, chiamata come sempre gratuita e nel corso della giornata potete chiamare quando volete, anche dopo Ring, e poi l'esito questa sera dalle 21:15 con Ferdinando Avarino e i suoi ospiti. 3 luglio è una data che tutti quanti abbiamo stampata in mente perché è l'anniversario oggi della tragedia della Marmolada. Le 11 vittime del disastro della Marmolada e è in corso in questo momento, possiamo anche vedere le immagini, la commemorazione, la messa proprio a Canazei, a Passo Fedaia, sul piazzale a Monte del Rifugio Cima 11. È la messa con la commemorazione delle 11 vittime. In uno spazio poi di meditazione situato a poche decine di metri più in alto sarà deposta una targa commemorativa. Sono presenti le autorità, abbiamo visto poco fa anche il presidente Fugatti e poi rappresentanti della regione e soprattutto poi i familiari delle vittime. Sentiamo in questo momento, è appena finita la comunione credo. Maria, rivolgi a noi, pietosa gli sguardi tuoi, per una volta ancora, o Madre dolce cara, ascolta chi ti chiama, salva Maria chi t'ama, e solo confida in te. Bene, ed ora ci sarà il saluto delle autorità e poi ci sarà la deposizione e la benedizione della targa in ricordo. Questo che vediamo è il sindaco di Canazei. Cari familiari delle vittime sopravvissuti della Marmolada, spettabili autorità, soccorritori e volontari, amici della montagna tutti, benvenuti a Canazei, al Passo Fedaia, ai piedi della Marmolada. A un anno di distanza siamo qui a commemorare le vittime del crollo del ghiacciaio del 3 luglio 2022. Sono stati momenti drammatici, carichi di dolore e tensione che non dimenticheremo mai. Cari soccorritori e volontari tutti, in quei momenti avete dimostrato coraggio, preparazione, forza d'animo e umiltà. Avete saputo agire, ognuno con la propria divisa, carisma e corpo di appartenenza, come una grande famiglia, superando confini e divisioni. È stato un esempio per voi e per tutti gli operatori di protezione civile ad andare avanti su questa strada e a superare, ove ve ne siano, tutte le divisioni. Spettabili autorità, gli amministratori tutti, gestiamo un territorio, un ambiente che è unico e allo stesso tempo fragile. Abbiamo l'impegno e l'obbligo di farlo progredire e di preservarlo per le prossime generazioni. È un compito non facile in questo momento di cambiamento sia ambientale che sociale, ma il dialogo, il confronto e la capacità di andare oltre i confini possono essere l'arma in più per vincere questa sfida. Cari familiari,
Oggi siamo qui per commemorare, per fare memoria insieme. Sappiamo che dal 3 luglio dell'anno scorso il ricordo dei vostri cari è vivo e presente ogni giorno. Come grande e incolmabile è il vuoto lasciato da essi. Da quel giorno state percorrendo una strada che è in salita, come una parete verticale. Ma noi oggi siamo qui con un saluto, un abbraccio, una parola per darvi la mano e affrontare insieme questa salita, come una cordata che sale la parete della Marmolada, in cui Davide, Emanuela, Erika, Filippo, Gianmarco, Liliana, Martin, Nicolò, Paolo, Pavel, Tommaso sono con noi e vi incitano ad andare avanti. Dovrebbe essere il turno adesso dell'assessore regionale Corazzari, a rappresentanza della regione. In questa triste ricorrenza io porto il ricordo, la vicinanza del presidente Luca Zaia della regione Veneto, un pensiero di profonda solidarietà e vicinanza ai familiari di questa imponderabile tragedia che ha profondamente colpito anche la nostra comunità veneta. Siamo in un luogo che ci avvicina al Signore e ci dà anche il senso della nostra fragilità. Come rappresentanti delle istituzioni devo sottolineare l'impegno di tutti i soccorritori, di tutti i volontari, di tutti coloro che si sono messi sin dall'immediatezza di questo accadimento a disposizione e che per 18 giorni hanno lavorato. Sicuramente questa grave tragedia ci deve fare approcciare un pensiero di profondo rispetto nei confronti di quello che è la nostra montagna, di quello che è il nostro territorio, anch'esso che vive profondi cambiamenti, e deve essere una consapevolezza da parte di noi autorità e rappresentanti delle istituzioni di come dobbiamo lavorare sempre più tenacemente insieme per limitare per quanto possibile e prevenire per il futuro queste tragedie. Nessuno potrà lenire il dolore delle famiglie, ma penso che con il lavoro quotidiano e con un rispetto che deve essere trasfuso e insegnato del nostro ambiente, della nostra natura, potremo continuare a ricordare degnamente le vittime di questa tragedia e rispettare in modo opportuno le famiglie. Quindi un impegno che deve continuare nel tempo ed essere sempre più profondo. Nicolò, Erika, Manuela, Filippo, Paolo, Tommaso, Davide, Gianmarco, Liliana, Pavel e Martin. Voglio ricordare anch'io, iniziando l'intervento, C'è Autonoma di Trento Fugatti. Scomparse, saluto i familiari oggi qui arrivati, saluto tutte le autorità, i sindaci presenti, in primis il sindaco di Canazei, il presidente del consiglio provinciale, Walter Casvade, la senatrice Testore e il vicecommissario del governo di Donato.
Oggi essere qui a ricordare le vittime ad un anno esatto ai piedi della Marmolada è un momento importante, è anche un momento particolare, è un momento difficile. Un momento difficile perché tutti chi ha vissuto in prima linea quei momenti, e quando personalmente torno da parte alta della Val di Fassa rivedo tanti visi di tante persone di quei giorni, mi riferisco ovviamente soprattutto agli amministratori, ai familiari, alle donne e agli uomini della protezione civile, l'emozione torna forte. Ed essere oggi qui ai piedi della Marmolada, in un momento in cui vogliamo ricordare le vittime, essere vicini ai familiari, far capire loro che questo territorio, questa comunità, insieme alla Regione Veneto, e saluto l'assessore Corazzari, è un nostro dovere ricordare quei momenti, ricordare quelle difficoltà che ancora oggi voi avete e che le parole del sindaco e anche del parroco nel suo intervento hanno umanamente dimostrato. Quando mi trovo a parlare della tragedia della Marmolada, io la descrivo come una tragedia umanamente devastante in quei giorni, che ci hanno fatto capire quanto la libertà del vivere la montagna, che era la libertà che hanno oggi coloro che salgono le nostre montagne e che avevano le vittime quel giorno che salivano la Marmolada, la libertà è importante e le montagne nella loro libertà sono importanti. E ci ha fatto anche capire che di fronte ai cambiamenti ambientali, da parte nostra, da parte degli amministratori, serve anche la responsabilità del mescolare la voglia di libertà con la responsabilità, e quindi per riuscire a inserire questa caratteristica all'interno della vita della montagna. Questo è quello che come istituzioni stiamo facendo, è quello che dobbiamo impegnarci a fare, sapendo però che la montagna è libera e la montagna deve continuare ad essere libera. Io voglio ringraziare ancora una volta, e ne vedo tanti qui, donne e uomini dei soccorsi di quei giorni, della Protezione Civile trentina, veneta, altoatesina, delle forze dell'ordine nazionali. E quando ogni volta mi trovo a parlare a questi corpi della nostra protezione civile, io ricordo sempre che nell'evento della Marmolada chi è intervenuto per primo, chi è intervenuto a salvare vite e purtroppo a recuperare i corpi delle vittime, in primis ha rischiato anche del proprio, perché di questo si è trattato in quell'evento imprevedibile. Si è trattato anche che chi è intervenuto ha rischiato del proprio, e questo l'abbiamo capito dopo ovviamente, ed infatti diciamo le metodologie successive, delle ore successive, poi sono cambiate le metodologie di intervento, ma quelle donne e quegli uomini che sono saliti quassù nei primi momenti immediatamente successivi hanno rischiato del proprio, perché ce l'hanno dentro la volontà di volontariato e di solidarietà, e quindi il ringraziamento da parte nostra non può mai terminare e non può mai finire. Ha parlato dunque
Il presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, che è uno dei volti che riconosciamo perché quei giorni abbiamo raccontato giorno per giorno la tragedia. Sentiamo cosa dice il parroco. Le loro parole, sentite parole, ed ora ci sarà il corteo per la benedizione della targa e appunto dell'immagine della Madonna, la Madonna dell'Aiuto. Chiedo scusa per motivi di spazio, questo corteo sarà fatto solamente. Torneremo fra pochissimo, l'avete vista quell'immagine del nostro Stefano Bozzi, questa commemorazione proprio ai piedi di quel ghiacciaio che non c'è più, di quel buco terribile che è ancora un segno, la cicatrice della tragedia della Marmolada. Torneremo fra poco a parlare con Tiziana Bolognani, che insieme a Stefano Bozzi è lì sul posto per raccogliere, per raccontare questa mattinata di commemorazione, di dolore, di ricordo. Ci sono, lo ricordo, anche i familiari delle vittime, abbiamo visto qualcuno, abbiamo riconosciuto qualcuno in prima fila e come sapete molti dei familiari delle vittime non accettano la chiusura, diciamo, dell'inchiesta, l'archiviazione dell'inchiesta con di fatto nessun colpevole, se non una tragica fatalità ed una battaglia che molte delle famiglie delle vittime, non tutte, portano avanti perché ci sia una responsabilità per quanto accaduto. La cronaca, e andiamo a Padova perché ci sono stati momenti di paura davanti al monumento dell'11 settembre nel capoluogo appunto di Padova, perché un uomo urlando Allah Akbar ha minacciato i passanti con un coltello. Urlava Allah Akbar, in mano un coltello per minacciare chiunque gli passasse vicino. Alcuni passanti spaventati sabato sera verso le 21 hanno chiamato il numero di emergenza della questura di Padova per segnalare un uomo che in evidente stato di agitazione stava correndo in mezzo alla strada vicino al monumento dell'11 settembre di Lipskin in via Giotto davanti ai giardini dell'Arena. Sul posto sono arrivati le volanti della polizia che grazie alla descrizione fornita dai testimoni hanno trovato poco lontano lungo il fiume Piovego l'uomo armato. Era emerso in acqua e alla vista dei poliziotti ha cercato nuovamente di scappare verso via del Carmine. Durante la fuga ha gettato alcuni oggetti dalle tasche e poi ha preso da terra una bottiglia di vetro vuota, l'ha rotta e ha minacciato con il coccio gli agenti che sono riusciti comunque a fermarlo e immobilizzarlo. Visto lo stato di forte agitazione, l'uomo è stato portato in ospedale per accertamenti. Si tratta di un 34enne pakistano. La questura sta svolgendo in queste ore accertamenti per capire se sia irregolare sul territorio. Il pubblico ministero nel frattempo ha disposto l'arresto per minaccia pubblico ufficiale, sequestrati 2 coltelli usati per minacciare i passanti. Adesso a Mestre la nostra Anna Maria Parisi che ci racconta di ben 15, se non vado errato, auto vandalizzate in una zona, in una via di Mestre. Sono stati bloccati i responsabili. Anna Maria, buongiorno, eccoti. Eccoci, buongiorno. Risveglio amaro per 15 famiglie di via Cardinal Massaia a Mestre che si sono trovate le auto, altrettante auto danneggiate da una coppia di ragazzini, per la verità un minorenne italiano e un 20enne moldavo, che passavano il tempo a vandalizzare appunto queste auto in sosta. Specchietti rotti, così finestrini rotti, auto rigate con il cacciavite o con le chiavi e di peggio anche depredate. I ragazzini presi grazie all'allarme lanciato dai residenti, era notte, per fortuna grazie ad alcune persone che dormono con i balconi aperti si è potuto sentire il forte trambusto provenire da qui, da dove ci troviamo noi, e quindi l'allarme con la chiamata al 113, l'arrivo immediato delle volanti con gli agenti che hanno rincorso dopo aver ricevuto la descrizione dai residenti, hanno rincorso attraverso il piazzale i 2 ragazzini, quindi sono stati presi. La giustificazione perché l'hanno fatto? Perché dovevano passare il tempo. Non è la prima volta che accadono episodi di questa natura qui in questa zona, strada che si trova a 2 passi dal centro di Mestre, da piazza Ferretto e piazza Barche, e che si interseca con via Cappuccina da una parte e via Querini dall'altra, cioè 2 passi anche dalle
poste centrali. Insomma, Mestre sempre più nelle mani dei vandali e non soltanto, dicono i residenti, sempre qua vicino tanti gli episodi anche di cessione di droga con i pusher, trovati addirittura con la sedia pieghevole ad attendere i loro clienti. E da Mestre è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie Anna Maria Parisi. E proprio Anna Maria Parisi invece ci racconta nel prossimo servizio, l'abbiamo visto proprio nel nostro telegiornale, di altri vandali, altri baby vandali, questa volta a Mogliano, pizzicati, e ora i danni li dovranno pagare i genitori. Tolleranza zero contro chi imbratta, contro chi sporca, contro chi rompe. Il Pugno di Ferro di Mogliano, dopo aver individuato l'identità e il numero degli autori dei gravissimi atti vandalici dei giorni scorsi. Come l'incendio in un parco della nostra città, il Parco ai Salici, fortunatamente sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio. Si tratta di 5 ragazzini e ragazzine. Ahimè sono minorenni, adesso verranno convocati con i genitori e assolutamente faremo pagare i danni per chi ha commesso questi atti vandalici. Assolutamente i danni devono essere pagati. Tutti hanno tra i 10, 11 e 13 anni, sempre di Mogliano. Nei giorni scorsi hanno devastato una parte di piazzetta del teatro del Parco dei Salici, con gli arbusti date alle fiamme in pieno pomeriggio in via del Cotone. E qui vediamo ancora visibili i segni di quello che è stato quest'atto vandalico, con le piante letteralmente carbonizzate. Possiamo immaginare la paura dei residenti con le abitazioni qua vicino, visto l'alta nube di fuoco divampata nell'arco di pochissimo tempo. Pesante la multa che ora le famiglie dovranno pagare all'amministrazione comunale. Solamente per il Parco ai Salici parliamo di 8.000 euro. E invece per quanto riguarda la piazzetta del teatro stiamo quantificando, ma sicuramente qualche migliaio di euro. I baby vandali individuati grazie alle telecamere. Un grandissimo sistema di videosorveglianza che abbiamo inaugurato recentemente l'8 qui di giugno, con nuove 95 telecamere di ultima generazione, e queste ci hanno permesso anche in questo caso di individuare i responsabili. Gli atti vandalici per noia, bravata, per poi magari immortalarli sui social. Secondo me i ragazzi in quel momento non si rendono conto, ma devono capire che il patrimonio pubblico è un patrimonio di tutti. Noi facciamo tanta fatica per mantenerlo pulito, per mantenerlo bello, decoroso. Andiamo nel Vicentino, a Torre di Quartesolo, incendio di 2 auto parcheggiate in un'auto rimessa. Sono intervenuti i vigili del fuoco, nessun ferito fortunatamente, ma ovviamente tanta paura. Incendio di 2 auto stanotte all'interno di una rimessa interrata a servizio di una serie di villette a schiera a Torri di Quartesolo. Nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri, arrivati poco dopo le 3 di notte, hanno spento con la schiuma le 2 auto che si trovavano parcheggiate nella rimessa a ridosso del muro. Auto distrutte, interno del box danneggiato. Le cause sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. La sicurezza stradale a Montecchio Maggiore, un camionista che guida un camion pur avendo la patente sospesa e addirittura documenti fasulli, scattano l'arresto e multe per 3.000 euro. Arrestato dalla polizia locale dei Castelli il conducente di un auto articolato fermato durante un controllo lungo la strada provinciale 500 a Montecchio Maggiore. Alla richiesta della pattuglia di esibire i documenti, l'autotrasportatore ha consegnato una patente di guida italiana e una carta di identità in formato elettronico che a seguito dei controlli sono risultate false. Entrambi i documenti contraffatti e intestati ad una persona effettivamente esistente ma diversa dal conducente fermato, sebbene riportassero la foto di quest'ultimo. Sull'uomo, 52enne, residente in provincia di Napoli, già noto alle forze dell'ordine, pende un provvedimento di sospensione a tempo indeterminato della patente, derivante dal totale esaurimento dei punti a disposizione della propria licenza di guida. L'uomo è stato quindi arrestato in flagranza di reato ed è stato sanzionato per altre irregolarità riscontrate per un totale di circa 3.000 euro. Disposto il fermo del camion per 3 mesi. Andiamo a Padova, abbiamo visto tutte le misure di sicurezza per il concerto del gruppo metal tedesco dei Rammstein. Erano in 44.000 gli spettatori per l'evento. Si è parlato molto del protocollo sicurezza nei giorni precedenti, un protocollo di sicurezza che ha retto, evidentemente però poi i controlli hanno portato anche a un bilancio e sentite cosa ha trovato la Guardia di Finanza durante questi controlli. Alla creatività umana non c'è limite.
Chissà se lo hanno pensato anche gli agenti che sabato, nei normali controlli durante il concerto del gruppo tedesco dei Rammstein, hanno scovato un giovane con della marijuana nascosta nel panino al salame. Il cane antidroga della Guardia di Finanza, però, non si è fatto ingannare. Il bilancio della questura di Padova parla di 13 persone denunciate per possesso di droga. Il dispositivo ha retto e non sono emerse particolari criticità. Sono stati 3 gli interventi per qualche intemperanza dovuta all'abuso di alcol. 3 giovani infatti sono stati denunciati per resistenza pubblica ufficiale e allontanati dallo stadio. In 4 sono stati soccorsi per l'abuso di alcol e sono stati trasportati in ospedale in condizioni non gravi. Questo è quello che ha trovato la Guardia di Finanza durante il concerto dei Rammstein. La Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane hanno invece trovato in un anno 33 persone transitate con al seguito importi dai 10 ai 60 mila euro. Tutto questo all'aeroporto Canova di Treviso. I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Treviso e le Fiamme Gialle hanno intercettato nel corso del primo semestre dell'anno denaro contante per 565.000 euro, multando illeciti valutari 33 persone che portavano con sé denaro contante tra 10 e 60.000 euro all'aeroporto Antonio Canova. Il risultato ha superato gli esiti delle attività ispettive del 2022, durante il quale è stata intercettata valuta per 477.000 euro e contestata a 31 persone la violazione della normativa sulla circolazione transfrontaliera di denaro contante. Tra i casi di maggior rilievo nel primo semestre quello di un cittadino ghanese in arrivo da Malta con 37.000 euro, un moldavo proveniente dalla Spagna con 20.000 euro e, negli ultimi giorni, un cittadino greco in partenza per l'Olanda trovato in possesso di 60.000 euro. Il denaro è stato nascosto sugli indumenti e nei bagagli, ma ciò non è bastato a eludere i controlli e il fiuto delle unità cinofile antivaluta Cash Dog. Oltre alle contestazioni amministrative vengono effettuati specifici approfondimenti finalizzati a riscontrare la coerenza dei redditi con la valuta trovata in possesso dei viaggiatori controllati, verificando se siano oggetto di segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio, se siano percettori di reddito di cittadinanza o di emergenza, beneficiari di alloggi popolari o in emergenza abitativa. Continua nel frattempo e siamo ancora in diretta a Canazei, la commemorazione delle 11 vittime della Marmolada, e in queste immagini di Stefano Bozzi vediamo il momento in cui stanno posizionando una targa commemorativa in un luogo particolare. Siamo proprio poco sotto, diciamo, il luogo della tragedia. È un momento che le autorità hanno voluto condividere con le famiglie privatamente, quindi lo vediamo mentre stanno posizionando questa targa commemorativa delle vittime. Questo è lo scenario della zona nella quale si è svolta la cerimonia, e sopra c'è il luogo dove c'è stata la tragedia della Marmolada, ed è ovviamente la nostra Tiziana Bolognani, con la quale fra poco ci collegheremo, e questa insomma è la situazione. Fra poco torneremo allora a Canazei. Nel frattempo parliamo di furti, poi andiamo in pubblicità. Una settimana terribile dal punto di vista dei furti nella Marca trevigiana nello specifico, e a breve potrebbe partire una collaborazione tra la Polizia Locale di Treviso e l'associazione Furti in Corso, che come sapete è sempre molto attenta sul tema e aiuta anche le forze dell'ordine con le segnalazioni. Il raid di Roncade con Via Rocco presa di mira per 2 pomeriggi di fila, prima le auto parcheggiate, poi le case. Il tentato furto a Villorba, dove i ladri, così come a Monastier, si sono introdotti in casa con i proprietari all'interno. L'episodio con conseguenze ben più tragiche di Conegliano, dove con tutta probabilità i ladri sono stati sorpresi. In quel caso la tesi più accreditata è che si siano introdotti nella casa di Margherita Ceschin salendo sull'auto della vittima, parcheggiata proprio sotto al terrazzino. È il presidente fondatore dell'associazione Furti in Corso, Cristian Demma, sulla cui pagina social fioccano segnalazioni ed avvertimenti ormai quotidianamente ad avvertire. Ci stanno dietro, loro ci guardano, sanno le nostre abitudini. Si deve dire questa cosa perché non è più un tabù, perché sembra che non si possa dire per creare agitazione, ma in realtà lo sappiamo. Dalla scala lasciata al muro per finire un lavoro iniziato il giorno prima, alla porta finestra aperta per far prendere aria alla casa. Purtroppo quella scala lì è un regalargli un aiuto a chi può venire su e entrare facilmente in casa e coglierci di sorpresa. Mai banalizzare su una segnalazione, è quello che va detto, cioè è veramente le cose più semplici aiutano i carabinieri e la polizia a darci una mano.
Intanto, conferma Demma, il numero di dispositivi di allarme in dotazione nelle abitazioni è quintuplicato negli ultimi anni. C'è un grande bisogno di sicurezza. L'associazione, che da anni promuove incontri sul territorio anche per sensibilizzare contro le truffe, potrebbe presto essere ricevuta al comando di polizia locale di Treviso per avviare una collaborazione che permetta interventi sempre più tempestivi e di prevenzione sul territorio. Perché anche il cittadino può fare molto di più dando una mano attivamente alle forze dell'ordine. Allora adesso pochissimi istanti di pubblicità, poi torneremo sulla Marmolada. C'è uno spessore di neve un po' di più di quello dell'anno scorso, insomma caduta negli ultimi mesi primaverili, marzo, aprile, e anche però dell'acqua superficiale. C'è già la neve in fusione, quindi l'acqua superficiale percola e scorre sulle placche rocciose sotto la zona del crollo. Il ritiro del ghiacciaio è un dato di fatto, nel senso che appunto negli ultimi 3 anni la superficie del ghiacciaio si è ridotta molto di più, cioè non proporzionale rispetto alla media degli ultimi 20 anni, che era di 5 ettari all'anno. Negli ultimi 3 anni siamo arrivati addirittura a perdere una superficie di 9 ettari. Abbiamo rilevato spessori del ghiaccio pari in un transetto di 26,7 metri, quindi quasi 30 metri insomma, di spessore di ghiaccio. Ma non è molto, perché con la tendenza attuale, la perdita di spessore annua che rileviamo, insomma, in qualche decina d'anni il ghiacciaio potrebbe anche sparire. Questa dunque è la situazione del ghiacciaio. Fra poco ci ricollegheremo con la nostra Tiziana Bolognani. Andiamo avanti con il telegiornale e torniamo a parlare di sicurezza nelle carceri. In questi giorni, lo abbiamo visto, c'era il ministro della giustizia Nordio a Venezia, a Palazzo Balbi, per firmare un importante protocollo sulla giustizia, sull'inserimento di nuove forze, personale amministrativo per i tribunali e le procure del Veneto, ma ha parlato anche di detenuti e della situazione ovviamente soprattutto del carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia. Abbiamo già aumentato, adesso è in corso la distribuzione delle nuove unità che sono vincitrici di un concorso, e questo avverrà a brevissimo termine e ne trarrà beneficio ovviamente anche Venezia. Il ministro Nordio si è attivato per risolvere molte situazioni al collasso all'interno delle carceri, compreso quello di Santa Maria Maggiore, dove in poco più di 15 giorni si sono tolte la vita 2 persone. Ma non è un compito semplice, spiega. Questi problemi si sono sedimentati nel tempo e il nostro carcere, che dovrebbe avere, il nostro sistema carcerario, che dovrebbe avere un significato, una tendenza rieducativa, come vuole la Costituzione, oltre ovviamente che è punitiva, perché la sanzione penale è essenzialmente afflittiva, ma non dobbiamo dimenticare quella rieducativa che appunto è dettata dalla Costituzione, e a questa si rimedia soltanto allargando nell'ambito delle carceri quelle che sono le attività, che sono lo sport e il lavoro. La funzione rieducativa è dunque fondamentale anche una volta scontata la pena. Abbiamo concluso l'altro giorno un accordo con il CNEL proprio per il reinserimento dei detenuti che abbiano appreso in carcere determinate attività. Nel frattempo proseguono le indagini sul suicidio di Bassem Degaci, che dopo aver ricevuto una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere per episodi di spaccio di 5 anni prima, era rimasto da solo nella sua cella di Santa Maria Maggiore per un'ora, nonostante la moglie, dopo averlo sentito in preda alla disperazione, avesse chiamato per 3 volte il penitenziario lanciando l'allarme. L'obiettivo delle indagini è ricostruire i passaggi di quella mattina e capire come mai ci sia stato un buco di un'ora nella sorveglianza in cui Degaci ha portato a dama ciò che aveva annunciato. Torniamo nel Vicentino, la scoperta di 2 lavori irregolari, evidentemente, vediamo. L'Onigo, una dipendente pubblica, svolgeva un secondo lavoro senza autorizzazione, scoperte dai finanzieri. Oltre a rischiare provvedimenti di carattere disciplinare, ora dovrà versare tutti i compensi percepiti all'ente pubblico di appartenenza, con segnalazione alla Procura regionale della Corte dei Conti per danno erariale.
È accaduto ad una collaboratrice scolastica di un istituto leoniceno che alla sera lavorava come barista in un locale a Sossano. Le indagini delle Fiamme Gialle di Vicenza e Noventa Vicentina hanno accertato i compensi percepiti nel periodo del secondo lavoro, effettuato senza aver chiesto autorizzazione all'ente pubblico di appartenenza. Per questo la Guardia di Finanza ha erogato una sanzione amministrativa anche al datore di lavoro, pari al doppio dei compensi lordi elargiti al pubblico dipendente. Il nostro Daniele Garbin, che ha realizzato questo servizio, è a Vicenza per parlare di un altro tema in città. Parliamo di concerti in centro storico a Vicenza. La nuova giunta di Giacomo Possamai intende ridurli i concerti in centro storico. Ovviamente gli esercenti non sono d'accordo, hanno promosso una petizione. Il nostro Daniele, ti vedo, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie della linea. Ci troviamo in centro storico in Piazza dei Signori. Oggi parliamo di eventi e spettacoli, soprattutto di concerti. In questo luogo prestigioso si sono esibiti numerosi artisti negli ultimi anni soprattutto. Questa tendenza però pare non essere confermata dalla nuova giunta comunale. Giacomo Possamai, il sindaco neoeletto, pare intenzionato a spostare appena sarà possibile una parte almeno degli eventi al Parco della Pace. Ecco, questa decisione non è piaciuta soprattutto a tanti commercianti. Sentite cosa ci hanno detto nelle interviste raccolte durante il fine settimana. È tutta un'altra cosa fare un concerto in centro storico. Tutti gli artisti preferiscono i centri storici, vedi Venezia, vedi qualsiasi altra città, ma l'Ostica stessa che lo fanno in Piazza degli Scacchi. E personalmente il centro è tutta un'altra cosa, sia per noi, per i cittadini, noi commercianti, ma anche per gli artisti stessi, perché la location è invidiabile. Gli artisti a Vicenza non volevano venire perché dicevano che Vicenza è una città non conosciuta, non frequentata da artisti, che ci voleva un'apripista. Noi l'apripista l'abbiamo avuto nel periodo del Covid, grazie a Silvio Giovine che ha portato in centro storico Elisa, che in 4 minuti aveva venduto tutti i biglietti. Più abbiamo movimento qua in centro, o più ovviamente abbiamo anche noi più movimento, certo, e più lavoro. E vederci che vogliono toglierci i concerti in centro vuol dire togliere lavoro anche a noi commercianti in centro, e quindi non abbiamo più quella possibilità di lavorare anche noi e anche espanderci, anche tipo adesso è venuto fuori il problema del plateatico. E se ulteriormente andremo a togliere anche i concerti, penso che sia una cosa non positiva per noi commercianti qui delle piazze, insomma. Ecco. Ufficialmente è per recare meno disturbo ai residenti, sembra che sia una contrapposizione ai residenti. Ecco. Ma credo che insomma magari si possa trovare un punto d'accordo, alla fine i concerti si raggruppano magari in una settimana, quindi penso che per il bene anche del centro, perché resti animato, si possa trovare appunto un punto di incontro tra i residenti e noi commercianti. Sicurezza, non ho mai visto una rissa o un qualcosa nei concerti. Ordine pubblico sono sempre stati fatti per bene, sia con la sicurezza negli ingressi vari. Disturbo, che disturbo deve portare? Porti anzi solamente un po' di festa. Più persone ci sono in piazza, più possiamo anche dimostrare il nostro lavoro, la ricerca che facciamo e la passione che c'è per questo lavoro. Se non ci sono persone in piazza non è possibile farlo. Dopo Elisa è arrivato il Volo, solo pensare al Volo che sono conosciuti in tutto il mondo, Max Pezzali, abbiamo avuto Venditti, De Gregori, Neck. Cioè, ci sono stati una serie di artisti anche da lì in poi di un certo calibro. Quest'anno ne arrivano anche, arriva Gigi D'Alessio. Beh, io sono favorevole ai concerti, anzi, in realtà mi dispiace un po' questa scelta. Diciamo che Vicenza negli ultimi anni ha preso anche un po' piede, io vedo parecchi turisti, però questa è penso sia una scelta abbastanza importante in realtà, perché il cittadino si muove sempre in città e nel weekend... Oltre al turismo bisognerebbe anche concentrarsi, penso che la base siano i cittadini. Esatto. Noi andiamo controcorrente riguardo i concerti, perché nelle altre città, vedi anche Marostica sta facendo veramente una bella estate. Certo, può darsi di una banda heavy metal, può essere un po' più difficile, però nell'ambito della piazza, che è la nostra piazza,
dei concerti mirati, ecco, con determinati tipi di musica si possono ancora fare, penso io. Siamo molto dispiaciuti perché comunque questi eventi portano una grandissima affluenza ed essendo appena avviati potrebbe essere sicuramente molto più stimolante. Siamo un'attività specializzata che cerca di dare un'ottima qualità e un'ottima immagine anche alla città e quindi dovremmo pensarci molto meglio a questa cosa. Avete magari pensato a una petizione? Abbiamo pensato di raccogliere delle firme per vedere chi vuole i concerti in piazza e chi non li vuole. Non vi svelo ancora come sta andando, ma penso che il mio sorriso dica tutto. Questi i volti e le voci delle persone preoccupate che porteremo come nostra consuetudine al sindaco e alla giunta. Sentiremo così la loro risposta. Per il momento restituisco la linea allo studio. Grazie a Daniele Garbin. Dunque già un fronte caldo per Giacomo Possamai, neoeletto sindaco di Vicenza. Un fronte caldo che riguarda gli esercenti e quello della mancanza di professionalità, lo sappiamo, soprattutto per i lavoratori e per i lavori stagionali. Tra i mestieri in cui si fa più fatica a trovare risorse umane c'è quello difficile, complesso, faticoso del panificatore. Secondo la categoria ne mancano almeno 300 in tutta la Marca. Sei in cerca di un lavoro? Nei panifici della Marca ce n'è da vendere, soprattutto nella zona della Castellana. A confermarlo il presidente del gruppo panificatori di Confcommercio Treviso, Tiziano Bosco. In tutto il territorio provinciale ne mancano almeno 300. E nella Marca ci sarebbe bisogno almeno 300-400 lavoratori da qui a fine anno. E tenete conto che le scuole professionali, che sono 2 in provincia di Treviso, Lancenigo e Oderzo, ogni anno che sfornano i ragazzi che escono dalle scuole trovano subito lavoro. La situazione è drammatica comunque nelle zone di villeggiatura, quindi nelle spiagge in montagna, dove veramente le aziende fanno fatica a soddisfare le richieste di lavoro. Una richiesta talmente alta da convincere l'associazione a muoversi su più fronti. Da un lato stringere accordi con le scuole del territorio come l'Istituto Alberghiero Maffioli, dall'altro adeguare gli orari del lavoro ai lavoratori, le cui esigenze, spiega Bosco, sono completamente cambiate, così come quelle del consumatore. Il nostro lavoro adesso si sta spostando più durante la giornata. Gli orari di notte stiamo cercando di abbandonarli il più possibile, anche se, a dire la verità, qualcuno ci dice che lavorare di notte è comodo perché comunque poi hai il pomeriggio per dedicare ai propri hobby e ai propri interessi. Panificatori che hanno reagito al crollo del consumo di pane degli ultimi 20 anni. Era 1 chilo pro capite negli anni 60, oggi si attesta intorno ai 50 grammi a persona. Non vengono più ad acquistare il pane la mattina presto, ma preferiscono quando escono dal lavoro alla sera e magari prendere anche la pizzetta, un aperitivo per la cena. Quindi sì, stiamo adeguando sia alle richieste dei nostri lavoratori ma anche della clientela. Ancora l'economia, fino a dicembre tra i 70 e i 90 euro al mese in più in busta paga per gli stipendi entro i 35.000 euro grazie al decreto lavoro. Il calcolo è della CGIA di Mestre, però non c'è nessun aumento per i pensionati. Lo SPCGIL va all'attacco. Con il taglio del cuneo fiscale deciso dal governo ci saranno più soldi in busta paga, ma gli effetti del decreto lavoro saranno temporanei, termineranno il prossimo 31 dicembre. In ogni caso, secondo l'ufficio studi della CGIA di Mestre, per gli stipendi fino a 25.000 euro lordi, il taglio del cuneo passa dal 3 al 7%, con un ipotetico aumento dello stipendio di circa 70 euro al mese. Mentre per le retribuzioni tra i 25 e i 35.000 euro lordi, la riduzione sale dal 2 al 6%, con un possibile aumento in busta paga di circa 90 euro mensili, fino al 31 dicembre. È una misura che servirà a contrastare anche l'inflazione. Ora però vanno trovate le risorse per renderla permanente, anche perché abbiamo capito che il caro vita purtroppo durerà molto più di quanto prevedevamo. Ora abbiamo bisogno di un fisco meno esigente, più equo e più efficiente, anche per contrastare più efficacemente chi evade. A proposito di tasse, a giugno, che assieme a novembre è il mese dove si concentra il maggior numero di scadenze fiscali, tra IVA, IRES, IMU, IRAP, IRPEF, eccetera, i contribuenti veneti hanno versato una cifra che la CGIA stima in 5 miliardi e 800 milioni di euro. Tornando al fronte stipendi, invece, nessun aumento per i pensionati, nonostante su alcuni cedolini delle pensioni del mese di luglio sia comparsa la voce aumento pensioni basse 2023.
A spegnere subito gli entusiasmi è lo CGIL del Veneto, che parla apertamente di presa in giro. Sotto quella sigla è stata messa la 14ª mensilità, un provvedimento del 2007 ulteriormente allargato nel 2016. Si continua con le bugie per coprire l'inerzia, l'inattività, l'immobilismo di questo governo nei confronti della riforma delle pensioni, che stiamo aspettando da lungo tempo, e che vengano mantenuti gli impegni che hanno assunto in campagna elettorale, che venga dato un aiuto concreto alle pensionate e ai pensionati che hanno delle pensioni basse. Un convegno sulla sanità della Marca organizzato a Castelfranco dalla CISL alla presenza del direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi. Tra i problemi più grandi sul territorio c'è ovviamente la mancanza di personale. Il punto sulla situazione della sanità nella Marca. Liste d'attesa, rapporto tra sanità pubblica e privata, carenza di medici e infermieri. Sono i pensionati della CISL ad aprire i lavori al convegno organizzato a Castelfranco Veneto, che ha visto anche la presenza del direttore generale Francesco Benazzi. Abbiamo il dovere di dare risposte, ha detto Benazzi. La percezione tra i cittadini è che la sanità non funzioni. Per il sindacato CISL bisogna partire recuperando i 35 miliardi destinati alla sanità, che sono stati tagliati prima del Covid. Abbiamo carenza di medici di base, carenza di medici e operatori sanitari nelle strutture sanitarie. Abbiamo la necessità che arrivino risposte per dare sostegno alla richiesta dei cittadini, dei lavoratori e dei pensionati, che sono sempre più in difficoltà perché non riescono a sostenere le spese sanitarie. Abbiamo problemi nelle liste d'attesa. Noi stiamo come sindacato cercando di fare il più possibile, primo per mantenere quelli che abbiamo all'interno del sistema, secondo per incentivare i giovani ad affrontare questo percorso di studi, sia per quanto riguarda la figura dell'operatore sociosanitario che per quanto riguarda tutte le figure sanitarie, compresi i medici. Senza questo personale noi non saremo in grado di garantire questi servizi sanitari. Cruciale la mancanza di personale, migrato anche per motivi economici dal pubblico al privato. Al finanziamento della sanità mancano, secondo i dati dell'ultimo rapporto CREA, almeno 50 miliardi per avere un'incidenza media sul PIL analoga a quella degli altri paesi. In provincia di Treviso ogni anno escono dall'ULSS 2 per turnover o pensionamenti 180 infermieri. Le guardie mediche mancanti sono 139, 6 i pediatri, 10 i medici del 118. Io credo che siamo in regime rosso ormai da troppo tempo e se continua così andiamo a sbattere. La sanità pubblica, il servizio sanitario nazionale pubblico universale non si svende ma si difende e noi pensionati abbiamo intenzione di difenderlo fino all'ultimo. E rispetto al Covid abbiamo avuto, l'ho detto, un implemento del 30-20% di richieste in più rispetto al 2019. Però ci siamo dati questo obiettivo che è quello di sicuramente azzerare le D e poi ragionare sulle P, e devo dire che abbiamo già dato indicazioni ai nostri collaboratori che per esempio tutte le visite di controllo fatte per le patologie croniche vengono già prese in carico direttamente dallo specialista. Torniamo allora a Canazei per parlare del Marmolada. Un anno dopo abbiamo visto, grazie alle immagini di Stefano Bozzi, prima una parte della cerimonia, dopo la messa, le parole del presidente della provincia autonoma di Trento Fugatti, le parole dell'assessore regionale Corazzari in rappresentanza della regione. Abbiamo visto anche le immagini del posizionamento un po' della targa commemorativa in estrema privacy con le famiglie delle vittime. Eccola la nostra Tiziana Bolognani. Tiziana, mi senti? Sì Nicola, io ti sento perfettamente, sono qui dove un anno fa tutto si compì in maniera molto tragica, molto drammatica, ma come ha ricordato Don Albino Dell'Eva nella sua omelia, non siamo qui per rigirare il coltello nella ferita. È stata una tragedia inimmaginabile, sicuramente imprevedibile, e Don Albino ha parlato di grande vicinanza, quella che si deve nel commemorare, cioè nel fare memoria delle vittime, della vicinanza, dell'unità che si deve ai familiari, a chi ha perso qualcuno, vero Don Albino? Sì, partirei proprio dalla parola commemorare che caratterizza il nostro incontro di oggi, è un far memoria insieme.
non da soli ma insieme. La forza lenitiva viene da quell'insieme. Sostenerci a vicenda, portare insieme i dolori gli uni degli altri, anche se sono distribuiti diversamente, evidentemente, perché i dolori dei parenti sono inimmaginabilmente più grandi di quelli di tutti gli altri. Tanto più che lei ha detto sarà più facile che si cicatrizzi la ferita del ghiacciaio rispetto al dolore di chi si porta appresso questo vuoto che sarà incolmabile. Incolmabile, una ferita che resterà per sempre, ma che, ecco, forse il cercare la verità, il cercare la giustizia e il cercare la vicinanza reciproca possono essere un po' un balsamo che allevia il dolore, altrimenti uno rimane solo con se stesso e con i propri ricordi che rischiano di diventare i fantasmi che ti accompagnano per tutta la vita. E poi ci sono le tragedie. Lei ha parlato di tragedie che quest'anno lei ne commemora ben 4. Quella della Marmolada è una, poi c'è la Val di Stava, poi c'è il Cermis. Sì, mi fa un po' specie quest'anno dover essere su 4 tragedie a fare il mio servizio di sacerdote, e mi ricordo con grande forza quanto siamo vulnerabili, fragili, precari a questo mondo, come fragile e precario il mondo che ci ospita. È la cifra che ci caratterizza per eccellenza, cosa che spesso dimentichiamo perché ci lasciamo prendere piuttosto da quel delirio di onnipotenza che ci fa sentire pronti per tutto, quasi che ormai niente sia impossibile all'umano, e poi basta, ecco, una tragedia come quella del Cermis per rimetterci davvero al nostro posto umile di fronte all'immensità della vita e del creato. Ringraziamo Don Albino che si è fermato con noi a riflettere ancora una volta sulla tragedia che è inutile ricordare, accade alle 13:43 del 3 luglio 2022, oltre 60.000 metri cubi di ghiaccio e detriti si staccarono dal seracco del ghiacciaio di Punta Rocca, travolsero le cordate di alpinisti che stavano risalendo il pendio. Una giornata particolarmente calda, saranno toccati addirittura 20 gradi, una giornata che insegnò in quel momento, anche grazie all'apporto degli studiosi, dei ricercatori che sulla Marmolada e sul ghiacciaio della Marmolada stanno lavorando da moltissimi anni, che il cambiamento climatico è qui, è con noi, ci appartiene, dobbiamo fare tesoro di quella tragedia per cercare di mettere a punto politiche che certamente contribuiscano ad abbattere rischi e pericoli, e poi affrontare la montagna con grande consapevolezza e con grande responsabilità, ma in un territorio che è e deve restare decisamente libero. Abbiamo parlato questa mattina, l'abbiamo intercettato, il sindaco di Canazei, Giovanni Bernard. Prego la regia di mandare questo contributo, dopodiché la linea può tornare allo studio. Sindaco, un anno dopo si ritorna per un momento di riflessione e anche un modo per stringersi attorno ai familiari. Ma sì, siamo qui per commemorare, fare memoria insieme ai familiari, soprattutto ai sopravvissuti, che saranno anche loro, e un po' a tutti quelli che in quei giorni hanno lavorato, hanno avuto anche coraggio a affrontare certe situazioni. Ecco, insieme come una grande famiglia, diciamo, per stare soprattutto vicini a chi in questo anno ha sofferto, sta soffrendo, e cerchiamo di dare un po' di conforto anche in questa giornata. Questi 3 giorni sono stati 3 giorni organizzati per riflettere, per parlare della montagna. Sappiamo esserci un bel po' di polemiche sempre relative all'apertura o alla chiusura della montagna. Ma per noi la montagna è vita non solo in senso economico, ma perché siamo qui, ci viviamo, e quindi per noi è la nostra vita. In questo momento stiamo affrontando un po' delle sfide, delle sollecitazioni, le chiamerei. Ecco, l'evento l'anno scorso ha aperto degli scenari che magari si pensavano anche non impensabili, ecco. Però noi vogliamo affrontare questa situazione con calma, anche con serenità, sapendo che la montagna non possiamo chiuderla. L'ho detto più volte, dovremo altrimenti chiudere
tutta la montagna, perché in questo contesto è vero c'è un rischio di possibili crolli di ghiaccio, ma i crolli di massi, di frane sono ovunque e ogni giorno lo vediamo. Quindi ecco, dobbiamo affrontare questa situazione, ma tutti insieme, ecco, sia noi amministratori responsabili di questo territorio, ma anche chi fruisce della montagna. Queste le parole del sindaco di Canazei. Allora andiamo a Padova adesso per parlare invece di piogge, parliamo ancora di clima. Il clima evidentemente ha influito in modo pesante sulla tragedia della Marmolada. Le recenti piogge hanno portato a una nuova ordinanza in materia di gestione dell'acqua a Padova. Vediamo qual è con Valentina Visentin. Buongiorno Valentina. Buongiorno da Padova, siamo in Prato della Valle, alle mie spalle la storica fontana. Ebbene, da mercoledì potrebbe ritornare ad accendersi. Questo perché è stata parzialmente modificata l'ordinanza siccità del comune di Padova, che ha confermato le misure delle precedenti ordinanze, ma ha previsto un'eccezione per le fontane monumentali. La situazione della siccità è ancora critica, nonostante ci sia stato un leggero miglioramento dato le piogge abbondanti dei mesi scorsi, con un 52% in più della media storica per quanto riguarda la piovosità di maggio, che ha dato sì un po' di respiro ad una situazione molto critica, ma non l'ha risolta del tutto. Quindi il comune, dopo il tavolo tecnico con il Genio Civile e il consorzio di bonifica, ha previsto di rinnovare l'ordinanza del sindaco, aggiungendo però delle novità. Una di queste è proprio quella che riguarda le fontane storiche. Una è questa che vi mostriamo alle nostre spalle, ovvero quella di Prato della Valle, e l'altra è ovviamente quella storica di Piazza delle Erbe. Quindi da mercoledì potrebbero riaccendersi. Ovviamente restano in vigore tutte quelle misure di attenzione che riguarda l'uso dell'acqua, l'uso anche per l'irrigazione dell'acqua per quanto riguarda i cittadini di Padova. E da Prato della Valle è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Valentina Visentin. Pochi istanti di pubblicità, poi parleremo ancora di cronaca, ma anche del ritorno in grande stile come l'anno scorso, ma ancora più novità, ancora più colori e festa del 33esimo Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna. Pubblicità.
Rieccoci in diretta. Saluto e ringrazio Nicola Palumbo, presidente dell'Ente Palio di Montebelluna. Buongiorno Palumbo. Buongiorno a lei e a tutti quanti. Allora, suggestivo questo video, tutte le contrade che così arrivano al richiamo, insomma, del Palio, versione numero 33, edizione numero 33 del Palio di Montebelluna. L'altra sera c'è stata la presentazione. Vogliamo ricordare un po' i numeri di questo Palio di Montebelluna? Allora, sono numeri che ogni anno crescono e questo è chiaramente un motivo di grandissimo orgoglio per noi che siamo alle spalle di questa macchina organizzativa. Sono 135 le aziende partner e io parto chiaramente da chi ci sostiene, perché sono coloro che rendono possibile tutto, come in ogni manifestazione di questo tipo. 180 persone circa, ma sono in proiezione anche molte di più quelle che lavorano per il Palio, da chi occasionalmente, giornalmente fa solo una cosa, a chi per 8-9 mesi è operativo per l'organizzazione. 11 contrade per 2, perché ogni contrada ha 2 squadre. Quest'anno per la prima volta ci saranno 11 squadre femminili e questo per noi è un motivo di grandissimo orgoglio, perché 3 anni fa è partito questo progetto del Palio Donne, un Palio Donne che 3 anni fa eravamo in piena emergenza Covid, come ricorderà bene, non era facile da farla partire come avventura, invece oggi possiamo dire che l'obiettivo è stato raggiunto. 100 atlete e donne e 150 atleti maschi per un totale di 250 atleti iscritti in gara. Queste sono alcune delle cifre e non voglio chiaramente annoiare chi ci sta ascoltando, però insomma dà idea di una manifestazione che ogni anno cresce, fa un passo in più, grazie soprattutto a chi crede nel Palio, investe nel Palio il proprio tempo, qualche risorsa e ci vuole bene. Allora, quanto è importante questo evento per Montebelluna? Insomma, da tanti anni che c'è, in questi ultimi anni ha assunto anche un'importanza sempre maggiore anche per il ritorno che c'è a livello economico della città. È importante anche questo da sottolineare, no? Senza alcun dubbio, è un evento che attira, l'anno scorso i numeri dicono 50.000 persone in 6 giorni. Chiaramente questa mole, questi flussi di gente che arriva in città porta risorse, occupa i nostri bar, i ristoranti, va a fare spese nei nostri esercizi commerciali, quindi chiaramente porta anche un certo tipo di turismo. Forse, anzi tolgo il forse, non lo dovrei dire io, ma la manifestazione più importante che abbiamo in città, quella più sentita, quella che attira sempre il pubblico, quella che scalda gli animi, perché le rivalità tra le contrade sono sempre più accese e questo fa sì che ogni anno ci sia la voglia di arrivare più avanti rispetto al concorrente amico a volte, ma insomma nei giorni di Palio amicizia poca, rivalità tanta. Per la città è appunto l'evento principe. Si spera come sempre che il meteo ci voglia bene, per ora è un'estate un pochino incerta, ma da qui al 30 agosto probabilmente le cose potranno anche andare meglio. Tocchiamo tutti i ferri di questo mondo. Assolutamente sì, 4 giorni, l'evento clou ovviamente il 3, la gara il 3 se non sbaglio, mi conferma? Allora abbiamo il 3, la gara dei maschi, e il 2, la gara delle donne. Noi saremo con voi in diretta domenica 3. Per la gara dei maschi, che è la gara che da 33 anni infiamma la nostra città. Il Palio Donne è ancora un palio emergente, per cui ci riserviamo ancora un anno per calibrarci bene. Sarà comunque possibile assistere in diretta streaming sulle piattaforme social, sul nostro sito web, quindi comunque per chi non potesse essere lì c'è l'occasione di poter assistere online, comunque fare il tifo. Lo diceva prima lei, nei giorni del Palio poca amicizia, perché qui c'è proprio una preparazione sportiva al di là insomma della festa molto, molto precisa, molto professionale, no? Ci ricorda chi ha vinto l'anno scorso l'Albo d'Oro, insomma chi è diciamo la squadra top, la contrada top nell'Albo d'Oro e chi potrebbe vincere, insomma ci fa un po' di cose sportive? Sì, nella storia la contrada che ha vinto di più è il Pederiva, che ne ha vinti 10 pali. Ultimamente arriva sempre in zona podio, ma non riesce ancora a avere quello spunto per tornare al vertice. Da tanti anni vince il Centro La Pieve, che è una squadra veramente forte. Quest'anno penso che saranno ancora loro a avere nel pronostico i numeri migliori. Femminile invece abbiamo il Busta, che ha vinto le ultime 2 edizioni.
Quindi io terrei d'occhio ovviamente le due contrade vincitrici dell'anno scorso, Busta per il palio donne, Centro per il palio uomini. Il record appartiene a Busta per i maschi, fatto nel 1994, sono 9 minuti netti. Ricordo che sono 2 chilometri in salita con un carro di 380 kg. 9 minuti netti è qualcosa di assolutamente importante. Come si preparano gli atleti per questa gara? Perché lo diceva lei, insomma, lo ha ricordato lei, ma lo sappiamo, è una gara difficile fisicamente. Molto molto difficile. Beh, si parte nei mesi freddi, quando è gennaio, dicembre, alcuni partono già con un lavoro di potenziamento e fondo, per poter poi, con l'andare del tempo, inserire la velocità, quindi delle ripetute in piano, delle ripetute in salita. Quasi tutti, anzi penso tutti, abbiano un preparatore atletico, ogni contrada ha il suo, poi c'è chi ce l'ha anche il suo personale perché magari nella vita fa un altro sport e quindi ha già chi lo assiste, quindi si parte, dicevo, con questi lavori un po' più pesanti di potenziamento per arrivare poi negli ultimi mesi alla velocità, che è quella che poi alla fine conta, perché 2 chilometri per chi corre a piedi non sono tanti. Il problema è appunto farlo spingendo un carro di 380 kg e le difficoltà che porta in termini di respirazione, perché come si può assistere da queste immagini, gli atleti sono piegati, curvi, e quindi la respirazione non è ottimale, non è eretta, quindi con i vantaggi tipici di una corsa a piedi. Quindi le complessità sono tante. Non nascondo che per chi è garante come me è un problema di ansia e angoscia, perché questi atleti arrivano stremati, spesso svengono all'arrivo. La Croce Bianca fa un lavoro enorme di assistenza e non posso che dire grazie a loro, però chiaramente è un impegno non da poco. Ecco, stavamo vedendo intanto le immagini della diretta di Antena 3 dell'anno scorso, lo ricordava Palumbo, insomma, la gara dei maschi, la tradizionale gara dei maschi, la vedrete in diretta proprio su Antena 3 domenica 3 settembre. Questa è la fatica degli atleti, poi c'è la fatica di chi deve organizzare tutto, che immagino sia proporzionale dal punto di vista più mentale forse che fisico, ma anche fisico. Lei spesso su Facebook annota anche le difficoltà burocratiche di organizzare un evento del genere. Sono tante, perché negli anni sono cambiate molto le normative. Ricorderà purtroppo la sciagura del tirefrontolo, Molinetto della Croda, quello è stato un primo spartiacque, poi la tragedia di San Carlo, piazza San Carlo a Torino, 2017 se non ricordo male, ha cambiato ancora l'attenzione verso certi aspetti normativi su sicurezza e burocrazia, e questo da un lato è positivo e giusto, perché chiaramente chiunque deve poter assistere e correre in modo sicuro, dall'altro però spinge noi organizzatori ad un lavoro mastodontico. L'anno scorso sono state quasi 900 pagine di burocrazia, che non è poco, è una Bibbia praticamente di burocrazia, e che spazia da qualsiasi cosa, che può essere la singola richiesta, può essere il piano d'emergenza, che deve essere molto accurato e preciso, e ringrazio chi ce lo fa, può essere anche una parte relativa alla sanità, quindi noi abbiamo anche una struttura che allestisce un'offerta food and beverage. Chiaramente tutti gli aspetti di HACCP, normative di conservazione degli alimenti, va rinnovata e certificata ogni anno, quindi insomma c'è un gran lavoro dietro. Ricordo, siamo volontari tutti, quindi nonostante il grande impegno, la responsabilità, come dire, l'attenzione, la passione, siamo spinti da questo e basta, far del bene alla nostra città, cercare di dare al grande pubblico un grande spettacolo. Ogni anno è sempre più complesso, perché la burocrazia è tanta e gli ostacoli sempre di più, però finché ci sono energie, forze e passione sicuramente faremo bene. In questi giorni lei, anche durante la stessa presentazione del palio l'altra sera, ha lanciato questo appello, l'importanza di avere un ente unico che si occupa di questo. Cosa voleva dire? Qual è il suo appello che fa? Allora, guardi, in città c'è tanta gente che vuole e sa organizzare eventi, associazioni orientate sul mondo sport, altre sul mondo della cultura, altre dello spettacolo, eccetera. Purtroppo le energie sono quelle, la burocrazia è tantissima e non c'è un ufficio oggi capace di darti tutte le informazioni chiare per ogni ambito, per quello della comunicazione, per quello della sicurezza,
per quello della burocrazia per ottenimento delle licenze, quello degli aspetti normativi di rapporti con la questura, chiaramente con gli operatori della vigilanza, eccetera, eccetera. Sono veramente tantissimi gli ambiti. È necessario per evitare incorrere di situazioni magari di inadempimento, ma anche per un incoraggiamento a chi anima questa città, e sono veramente tanti, le ho detto i numeri prima, ma potrei andare avanti, realizzare un ufficio unico capace di elencare in pochi punti tutto ciò che è necessario fare e assistere il cittadino o l'associazione o il soggetto che ha il piacere e la voglia di organizzare eventi in città e di quindi fare una vera promozione al nostro territorio. Questo oggi manca, non è colpa di nessuno, le risorse sono scarse, quindi non è che sono qui a chiedere chissà che finanziamenti o interventi massicci, non è questo, ma ci sono tanti soggetti in città che potrebbero mettersi assieme e creare un ente unico. L'Ente Palio, la Proloco, il Mosaico, che è l'associazione dei commercianti, che sono coloro che organizzano più di 80 eventi l'anno in città. Mettiamoci assieme, creiamo una segreteria unitaria, diamo al cittadino le informazioni chiave per poter organizzare eventi e diamo un nuovo sviluppo a questa città che, come tutte, ne ha bisogno. Ecco, ne ha parlato anche col sindaco? Vi siete già sentiti su questo? Sì, il sindaco è d'accordo, chiaramente il sindaco dice facciamo i giusti passi e sono d'accordo, insomma, non dobbiamo correre. Sono cose che toccano il diritto, il TULPS, quindi il testo unico degli enti pubblici, quindi dobbiamo stare particolarmente attenti a fare le cose giuste con i giusti passi. Però al di là delle vicende tecniche che riguardano i tecnici serve una visione, serve capire dove vogliamo giungere e secondo me io sono stato ieri sera, guardi, in un comune più piccolo del nostro che è Marostica, molto noto, molto bello, dove si tiene un importante festival ogni anno che attira gente da tutto il nord Italia. Perché non farlo anche a Montebelluna? Perché probabilmente ci sono degli ostacoli burocratici che ostacolano per definizione tutti coloro che vogliono porre in essere iniziative di intrattenimento e di sviluppo. Ecco, un ente di questo tipo dovrebbe sospingere, incoraggiare, dare una mano laddove invece la burocrazia frena. Senta, da quanto è che gestisce lei, diciamo che è lei il presidente dell'Ente Palio, me lo ricorda? Ben 7 anni, sono tanti, anzi faccio un appello se qualcuno avesse voglia. No, scherzo però. Beh, se vuole può lanciare l'appello o lo scherzo, no, vabbè. No, immagino che le piaccia, dai, è faticoso ma le piace. Si vede che le piace. Molto. Si vede che le piace. Allora, mi fa un confronto da quando ha preso in mano con coraggio 7 anni fa l'organizzazione dell'Ente Palio adesso, come è cambiato lei, come è cambiato il Palio? Io sono cambiato tanto perché insomma, andare sopra, anche solamente andare sopra i palchi e parlare è qualcosa che non avevo mai fatto prima ed è qualcosa che ti dà un'emozione unica, specie quando poi devi raccontare un qualcosa che riguarda tanti. Mi ha dato grande valore nelle relazioni umane, perché ho conosciuto un sacco di gente con cui oggi ho veri rapporti di amicizia che chiaramente danno vero valore alla nostra vita. La manifestazione è cresciuta, non lo dovrei dire io perché sembra un momento di vanagloria, però nel 2016 rischiava di scomparire o comunque ridimensionarsi molto. La gestione precedente, che è quella che ha fondato il Palio, a cui dobbiamo dire necessariamente grazie, negli ultimi anni, come sempre, quando manca un po' di ricambio generazionale, aveva forse perso il treno con l'innovazione. Noi con un nuovo gruppo, tutti giovani, io avevo 26 anni, ora ne ho 33, e tutti i ragazzi della mia età abbiamo preso in mano questa sfida con un pizzico anche di follia, perché non sapevamo realmente a cosa andavamo incontro. Probabilmente l'avessimo saputo avremmo fatto altri ragionamenti, scherzo, ma abbiamo cercato di cambiare target, cambiare modello, dare molta più importanza al mondo giovane, che alla fine è l'unico mondo che può realmente spingere un carro di 380 kg. Se lei pensa bene, un ventenne ha più facilità nell'attività sportiva rispetto a un sessantenne, quindi anche creare delle situazioni per loro, valorizzando i social, con delle serate ad hoc, con degli artisti ad hoc, capaci di attirare il grande pubblico anche giovane. E poi abbiamo cambiato il modello da un punto di vista organizzativo. Ora io non voglio parlare a livello tecnico, però insomma volontari e non più gente pagata, non perché non si voglia pagare, ma perché se no la manifestazione non sta in piedi, e se ami la tua città
puoi dedicare anche mezz'ora e per fortuna c'è tanta gente che ama la nostra città e quindi questi sono stati gli elementi chiave che ci hanno concesso in questi anni di aumentare ogni anno un passo in più fino a sbarcare in diretta su Antenna 3, che per noi è un grande onore, e chissà poi i prossimi anni cosa riusciremo a fare, non lo so, ma insomma intanto facciamo questo e via. Perfetto, grazie davvero. Allora adesso avete un paio di mesi ancora di preparazione, poi dal 30 agosto il ritorno del palio del vecchio mercato e lo ricordo, il 3 settembre saremo in diretta a seguire la gara. Grazie davvero Nicola Palumbo e buon lavoro. Grazie a lei. Grazie. Salve. Grazie. Allora, adesso invece parliamo, restando nella Marca trevigiana, di un'altra manifestazione tradizionale completamente diversa evidentemente, che invece è tornata quest'anno dopo 4 anni di stop con una versione rinnovata e ridotta per ragioni di sicurezza, la discesa folcloristica sul Sile. C'era per noi Marta Marangò. Tra risate e immancabili gavettoni è tornata dopo 4 anni di stop la discesa folcloristica del Sile, versione e percorso aggiornato per la sicurezza, non più bizzarre imbarcazioni fai da te, vasche da bagno ma solo barche omologate, gommoni, dragon boat e canoe, ma travestimenti, ironia, battute e doppi sensi non sono mancati. Nel senso gommone, che i popcorn per tutta la cittadinanza di Treviso e i limitrofi insomma, e suore, perché Monegas è suore, giusto? Vi siete divertiti? Molto, sì, è stato molto divertente e rinfrescante. Grandissimo divertimento. Serviva a ritornare come una volta, dai. Molto bello. Il tema del vostro gommone? 80 voglia di 90. Abbiamo come sponsor anche Dixanal, che non si sa mai. E quindi è stato molto divertente e simpatico, dai. Soddisfazione per gli organizzatori di questa prima edizione rinnovata della discesa. Non era aspettato un pubblico così proprio massiccio. Le imbarcazioni sono state circa una trentina in acqua e i partecipanti erano su 270-300. Siamo felicissime. Dopo 4 anni finalmente un po' di persone sono venute qua a festeggiare tutte assieme e questo, è bello, è un'emozione. Tra gli organizzatori il Canoa Club Sile a sottolineare l'evento sportivo ma anche l'impegno per la valorizzazione del fiume. Noi più portiamo gente in canoa e più li responsabilizziamo per quanto riguarda avere un Sile guarito, cioè un Sile che sia dal punto di vista naturalistico al massimo a disposizione della popolazione. E dopo la discesa la festa è proseguita a suon di musica. E c'erano anche i sindaci ieri e lo slogan era chiaro, siamo tutti sulla stessa barca. Partenza 1, 2, 3, siamo tutti sulla stessa barca! Entusiasti e bagnatissimi, tra i più applauditi 12 sindaci della Marca che in Dragon Boat, fascia, tricolore e pagaia hanno partecipato alla discesa folcloristica del Sile. Mario Conte e Rossella Cendrona a fare da padroni di casa con il motto siamo tutti nella stessa barca. Siamo riusciti grazie al Canoa Club a trovare il giusto compromesso tra sicurezza e tradizione e quindi questa è stata l'edizione della ripartenza. Prossimo anno inviteremo tutti i sindaci del Veneto perché così si possono apprezzare le bellezze del nostro fiume Sile, divertirsi e anche fare tanta beneficenza. Bellissima questa discesa sul Sile, urlando siamo tutti sulla stessa barca, insomma, per dire che lavoriamo insieme, abbiamo gli stessi problemi ma ci aiutiamo e ci divertiamo anche insieme come in questa occasione, pensando anche al nostro bellissimo Sile. È una giornata stupenda. È una bellissima iniziativa, un bel messaggio, quello di far squadra tra di noi per amministrare il nostro bellissimo territorio. Ci siamo un po' bagnati ma ci siamo tanto divertiti e abbiamo lanciato anche un bel messaggio, tanta gente intorno alla riva del Sile ed è bello stare insieme, è bello lavorare assieme proprio per il territorio. E così tutti a pagaiare nella stessa direzione con una sfida già nel cassetto per l'anno prossimo.
a pagaiare, perché noi amministratori siamo sempre al fronte, tutti sulla stessa barca, e ci sentiamo uniti da questo servizio al cittadino che diamo, e quindi davvero non ci sono preclusioni, pagaiamo insieme per dare appunto sempre di più ai nostri cittadini, nonostante insomma anche condizioni molto critiche. È un messaggio bellissimo per la ripartenza di questa splendida manifestazione per il territorio. La barca di Antena 3 il prossimo anno vogliamo la barca di Antena 3 con tutti i giornalisti, la redazione e in testa il direttore. No, e sarà guerra dell'acqua tra barca dei sindaci e barca dei giornalisti. La festa del gavettone e i sindaci si prenderanno cura dei giornalisti. Sì, molta cura. Umida. Allora accettiamo la sfida, accettate la sfida con Conte e la sindaca Cendron, ci saremo. Allora, siamo in chiusura, ricordiamo il sondaggio che abbiamo lanciato questa mattina, subito all'inizio della prima edizione, che continuerà nel corso della giornata, quindi segnatevi i numeri per continuare a chiamare nel corso della giornata, e poi ricorderemo il sondaggio nei nostri telegiornali. Un terzo mandato per Zaia, sì 0422 162 6691, no 0422 162 6690. Chiaramente parliamo delle regionali 2025 e del dibattito sul terzo mandato del governatore. Questa sera con Ferdinando Avarino dalle 21:15 ci saranno Andrea Zanoni del Partito Democratico, consigliere regionale, Alberto Villanova della Lega, sempre in consiglio regionale, Marco Bonet del Corriere del Veneto, e poi, l'abbiamo visto anche nel servizio, un'intervista, un incontro insomma con Mario Conte, sindaco di Treviso, nella seconda parte di Ring. È davvero tutto, io vi lascio al meteo e poi il proseguimento dei nostri programmi. Questa sera alle 18:30 il telegiornale del Veneto e a seguire gli altri. Arrivederci. Di Dominio SRL offre a imprese e privati consulenze nel recupero immobili pignorati, risanamento dei debiti e riorganizzazione aziendale. Chiamaci per un appuntamento gratuito. Bentrovati al meteo. La pressione atmosferica non è forte, tempo in prevalenza buono, ma con qualche disturbo. Vediamo insieme il dettaglio di lunedì 3 luglio. Sul Veneto spazi di sereno più significativi fino alle ore centrali della giornata. A seguire avremo addensamenti nuvolosi sui rilievi con precipitazioni, poi in locale propagazione alle aree pianeggianti limitrofe. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 16 e 20 gradi, massime invece comprese tra i 25 e i 30 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà soleggiato, cielo variabile in montagna con rovesci e temporali possibili dal pomeriggio. Temperature minime tra 18 e 21 gradi, massime sui 27-30 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove in cielo si alterneranno sole e nubi e nel pomeriggio saranno probabili dei temporali. Temperature minime intorno ai 15-17 gradi, massime sui 27-28 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Di Dominio SRL offre a imprese e privati consulenze nel recupero immobili pignorati, risanamento dei debiti e riorganizzazione aziendale. Chiamaci per un appuntamento gratuito.